pomeriggio, Casa Gala, ore 17:30. Allora, oggi una piccantina la dedichiamo anche ai nostri amici di Trieste. Piccantina, insomma, no, vabbè, no, piccantina, un po' così, insomma, non esagerata, ed è questa qua. Allora, c'è questo, una volta che c'erano i garzon, no? Il garzone, sai, del negozio, e questo preso su garzone nella farmacia di Trieste. Allora, il dottore che dice, allora mulo, sta attento, adesso mi godo a sentarmi un'oretta e mezza. Ti non sta a far casino, se viene a c'ho roba del banco te può dare, se c'è ricette importanti ti dici che torni dopo o domani. Va bene, signor dottore, grazie. Allora, torno dopo un'ora e mezza, allora mulo, cosa è successo? Ma è successo, guarda, c'è stata una vecchietta, mi ha domandato la tachipirina, e che coda la tachipirina. Poi c'è stato un fioretto, mi ha detto l'optalidon, che coda l'optalidon. Poi c'è stato un giovane, mi ha domandato senza ricetta, magari la roba del banco, la VVC, mi chiedo dalla VVC, ma poi mi è successa una roba vergognosissima, signor dottore. Ma cosa ti fosse successo? Ma si arriva una bella donna, una bella baba, una bella con una pelliccia de Vision, bella, ma un spettacolo, mi dico, il dottore, e mi ha detto no, il dottore si assenta intorno fra un'oretta, a cominciare a sigare, a sbraitare, fortuna che non c'era nessuno nella farmacia, mi ha ciappato per la spalla, mi ha portato nel retro della farmacia, che conosceva, si vede, no? E si è spogliata tutta, signor dottore, e mi ha detto, vedi tu mulo questa qua, c'è 2 mesi e mezzo che non la vede un cazzo, e ti cosa che ha fatto? Che godava una boccetta di colirio. Signori, Casa Gala, sempre con voi, stiamo a casa, che dalla prossima settimana con calma apriamo, è ora di finirla. Ciao, ciao, ciao.